Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. Siamo a Montagnana all'11ª edizione dell'Hibernales Ludi. Anche quest'anno la manifestazione che anima l'inverno montagnanese, nonostante sia il primo dell'anno, ha riscontrato una notevole partecipazione di pubblico. Abbiamo assistito alla rievocazione storica del processo di Bortolo da Bonavigo, con tutto quello che ne consegue, allo scontro degli armati, abbiamo assistito alla rievocazione della leggenda della Mantella. Durante tutta quanta la giornata lo stand della Proloco offre a tutti quanti i partecipanti del buonissimo salame e anche del buonissimo brulè. Sempre buono, specialmente se non è talmente freddo, però scalda un po' gli animi, specialmente quando che si fa una sfilata del genere e per ravvivare un po' la compagnia. Questa qui è l'11ª edizione. Qual è l'importanza di una festa, di una rievocazione storica come questa? L'importanza diciamo che è quella di far vedere Montagnana anche in un periodo dell'anno non tra i migliori ai turisti che vengono giù diciamo per le feste nei territori del montagnanese. Quest'anno abbiamo ampliato un po' la teatralità e anche gli attori del processo proprio per far vedere appunto queste differenze tra i colti, che una volta erano solo ed esclusivamente gli uomini di chiesa, e il popolo. E se qualcuno volesse partecipare ma avere anche la mantella, cosa deve fare? Abbiamo l'ufficio turistico che è aperto 5 giorni a settimana e può prenotarla sia in ufficio turistico e anche con il consorzio di promozione turistica di Padova. Scopo di questa manifestazione è anche quella di promuovere comunque il territorio di Montagnana. Non dobbiamo infatti dimenticare che sono circa 200 le persone che partecipano con la mantella e di queste 200 ben 150 vengono dalla Germania. È quindi questa una importante occasione per far loro conoscere i nostri prodotti, il nostro formaggio, il nostro vino, il nostro prosciutto crudo e tutto quello che caratterizza comunque il nostro territorio. Pensa che tornerà a Montagnana? Penso di sì e ne parlerò molto bene anche per questo prosciutto ottimo che avete. Poi devo assaggiare ancora il vino. Questo prosciutto crudo dolce di Montagnana, per chi comunque viene dall'Emilia Romagna, è una cosa. Le abbiamo anche noi, sì, però questo è un tantino più buono. È stato quindi sicuramente un capodanno diverso dagli altri. Sì, perché nelle altre edizioni di Hibernales Ludi si sceglieva una data che era diversa proprio dal primo dell'anno. Quest'anno la sfida è stata proprio quella di farla sabato 1° gennaio, Capodanno, e nonostante tutto l'affluenza di persone è stata elevata e anche il consenso, persone molto interessate. Siamo con Jacopo ed Elena che sono venuti a trascorrere un primo dell'anno particolare a Montagnana. Sei di origini montagnanesi, vero? Sì, mio bisnonno era appunto di origini montagnanesi, poi causa la povertà si sono spostati tutti, sia in Nord Italia sia il resto del mondo. Sei anche un appassionato di storia medievale, vero? Sì, sono un appassionato, faccio anche rievocazioni storiche, ho un gruppo di rievocazioni medievali a Genova, nel quale facciamo scherma tipica genovese. Per te Elena, cosa ti è piaciuto di più di Montagnana? Beh, sicuramente le mura, poi è caratteristica questa manifestazione, mi è piaciuta molto, ma diciamo tutto l'insieme, la situazione e la città, tutto. La serata si conclude sempre con la famosa corsa delle mezzene. Quest'anno saranno 7 i partecipanti a contendersi queste mezzene. La corsa dura circa 1 minuto e devono correre con circa 80 kg di mezzene sulle spalle per 168 metri, che è il perimetro dell'Iston di Montagnana. Allora Manuel, è la prima volta che partecipi? Sì. Come mai questa scelta? Ma ho visto un mio amico correre l'anno scorso, mi è venuta la voglia e poi mi hanno convinto questa mattina e prima e ho detto proviamo. Ascolta, ci hai impiegato 49 secondi, come hai fatto? Non lo so neanch'io. È finita questa bellissima serata montagnana, abbiamo assistito a una rievocazione storica bellissima, la gara delle mezzene ci ha emozionato, abbiamo assistito al record di 49 secondi e i turisti soprattutto sono stati molto felici e tante persone anche oggi hanno potuto scoprire la nostra bellissima città.
Potrete rivivere questa giornata grazie alle fotografie che saranno pubblicate sul sito www.ibernalesludi.it e naturalmente su Pianura News. Ci vediamo l'anno prossimo.